I cavolfiori non sono tutti uguali e per la ricetta di oggi mi serve proprio questo, il cavolfiore viola che ha un sapore molto più delicato e cuoce anche meglio. Ma cosa faccio? Beh, una ricetta della tradizione siciliana che davvero secondo me viene anche sottovalutata, è buonissima e la dovete provare anche voi. Lo divido in cimette, lo lavo e poi lo taglio a pezzettini. Ecco, l'ho lavato, questa parte è molto gustosa, quindi la utilizziamo volentieri. Mentre queste cimettine, vedete, si separano già da sole e non c'è granché da fare. Una delle particolarità di questa ricetta è proprio che l'ortaggio si utilizza a crudo. Se non lo trovate viola, capisco che a volte sia un po' più difficile, scegliete quello verde. Sapete che non è un caso se sto registrando questa videoricetta. Intanto non ve ne ho ancora parlato. È tipica di Niscemi, una cittadina della provincia di Caltanissetta. A dire il vero è una città un po' lontana dalla mia e allora non era una ricetta che conoscevo benissimo, lo devo ammettere. Ma in questi giorni ho studiato tanto e ho cercato di capire quale fosse la ricetta più autentica, quella proprio fatta dalle casalinghe, dalle niscemesi. Ma perché mi sono interessata? Beh, sotto la spinta di una persona che mi segue, un ragazzo che apprezza i miei video e mi ha chiesto espressamente di registrare la videoricetta delle impanate di Niscemi. All'inizio ero un po' titubante, sapete, quando si tratta di ricette del cuore, ricette della tradizione, davvero non vorrei mai sbagliare perché porto molto rispetto. Però alla fine mi è sembrato anche un po' doveroso fare questa ricetta perché sicuramente sapete, avete sentito nei TG che non è un buon momento per quella comunità, per tutta Niscemi. È un periodo davvero particolare, difficile. E allora mi sembra che sia anche bello parlare di questa città per una cosa positiva, una cosa bella, come questa ricetta. Il cavolfiore è tutto tagliuzzato, quindi adesso passiamo ai cipollotti. Potete usare le cipolle durante tutto l'anno, quelle che trovate, però se ci sono quelle fresche ancora meglio, molto più dolci e anche queste molto più delicate. E adesso un po' di prezzemolo. Beh, a dire il vero, consigliano di metterlo abbondante. A Daniele non piace tantissimo, quindi mi mantengo su una via di mezzo. Allora, condiamo con sale, pepe e olio extravergine. E adesso una mescolata molto accurata. Distribuiamo bene i condimenti. Io mescolo con le mani, qualcuno non sarà d'accordo, ma a volte i cucchiai non fanno esattamente un buon lavoro. Ecco fatto, questo è esattamente il ripieno delle nostre impanate. E mentre il cavolfiore prende sapore, noi ci occupiamo dell'impasto. Semola di grano duro rimacinata. Lievito di birra fresco, lo sbricioliamo e iniziamo a scioglierlo con un po' di acqua presa dal totale. Man mano inglobiamo la farina e aggiungiamo l'altra acqua. L'acqua l'ho riscaldata appena, quindi davvero poco tiepida perché così viene assorbita meglio, ma non calda altrimenti brucia il lievito. Aggiungiamo il sale e l'olio di oliva. Lavoriamo meglio sul piano di lavoro. Vedete che siamo riusciti a raccogliere tutta la farina e a lasciare il piano pulito. Adesso con un po' di energia cerchiamo di ottenere un panetto perfettamente liscio e omogeneo. Il panetto che otteniamo poi andrà steso in una sfoglia sottile. Per farlo è necessario che la pasta si rilassi e in questo ci aiuta il lievito di birra presente, quindi non dobbiamo farlo raddoppiare come facciamo di solito, non deve in realtà lievitare nel senso proprio del termine, ma deve rilassarsi. Quindi io lo metto in ciotola, lo copro per non farlo seccare e lo metto al calduccio per 30 minuti, 45 minuti orientativamente. Rieccomi con il mio panetto. Nel frattempo vedete
Ho cambiato anche piano di lavoro, ho preso questa tavola un po' più grande, mettiamo un po' di farina sul piano. Via di mattarello, cominciamo a stendere. Man mano ruotiamo il nostro cerchio così da stenderlo in maniera uniforme. Se dovesse risultarvi un po' difficile, potete anche fermarvi, lasciarla riposare anche solo 5 o 10 minuti e poi continuare. Allora, è indubbiamente un lavoro di pazienza, bisogna insistere, bisogna fare attenzione potenzialmente a non bucarla, però vi dirò, se non volete scimentarvi in questa follia, potete fare un'altra cosa. Il panetto, una volta finito di impastare, lo dividete già in 4 parti uguali, peseranno all'incirca 100 grammi ciascuna, e lo mettete a riposare così, 4 panetti separati. Poi appunto li stendete singolarmente e ogni panetto sarà un'impanata. A quel punto un tocchetto di pasta piccolo sarà molto più semplice da stendere sottile, quindi se non ve la sentite procedete in quel modo. Io ci voglio provare perché so che a Niscemi fanno così, un unico grande lenzuolo che poi viene farcito e arrotolato a formare un lunghissimo salsicciotto. Come vedete, ecco, è bella grande. Adesso diventa sempre più difficile perché è facile bucarlo. Beh, penso di fermarmi per non rischiare di fare qualche danno. È già trasparente, abbastanza sottile. Adesso la rimetto in posizione. Ricordate che comunque erano solo 250 grammi di farina, quindi penso comunque che siamo riusciti ad ottenere una bella sfoglia. Ora viene la parte sicuramente più divertente. In questa ricetta non si devono risparmiare i condimenti, tanto per cominciare l'olio. Lo abbiamo messo già nel cavolfiore per condirlo, lo mettiamo anche qui per bagnare tutta la sfoglia. Olio extravergine di oliva. Adesso mettiamo il ripieno e proseguiamo. E ora possiamo distribuire il cavolfiore con le cipolle. Appiattiamo, cerchiamo di creare uno strato uniforme. Incrociamo le dita perché adesso c'è un altro momento delicato. Dobbiamo arrotolare la pasta su se stessa. Cerchiamo di fare dei giri stretti. Raccapezziamo questo lembo, la sposto verso di me. Bene, ho ottenuto questo salsicciotto. Lo tagliamo in 4 parti uguali. Teglia foderata con carta forno. Ovviamente la giuntura della pasta la mettiamo sotto a contatto con la teglia. Non abbiamo finito perché prima di infornare dobbiamo ungere con l'olio tutta la superficie nuovamente. L'olio è importante soprattutto se cuociamo con il forno di casa perché dobbiamo ottenere un bel colore, una bella crosticina. Finalmente possiamo mettere le nostre impanate in forno. Dopo 20 minuti alzo di un livello. Siamo rimasti col fiato in sospeso per tutto questo tempo. 40 minuti di cottura. È sempre tutto molto soggettivo, dipende dal forno. Vi do le indicazioni in base al mio forno. I primi 20 minuti di cottura in forno ventilato a 200 gradi nel ripiano più in basso e poi ancora 20 minuti a 180 gradi nel penultimo ripiano. E avete visto che alla fine ci siamo riusciti a dare la forma tipica delle impanate niscemesi, questi rustici tipici della città di Niscemi, in provincia di Caltanissetta,
Simbolo delle feste, un tempo, oggi si preparano tutto l'anno e ne vale davvero la pena perché sono buonissime. Ecco, la cottura perfetta ci dice che il fondo è ben colorito, dorato, anche la superficie è ben dorata, però man mano che si intiepidisce non resta dura, croccante, ma si ammorbidisce un po', al punto giusto, è molto fragrante. All'interno vediamo i giri di pasta che abbiamo fatto prima. Quanto sono buone queste impanate, secondo me non riuscite ad immaginarlo. Potrebbero davvero stupirvi. Non avrei mai creduto di poter fare una ricetta così buona con il cavolfiore. Direi che mi sono proprio meritata questa cena e quindi momento assaggio. Mm. A me di questa ricetta sorprende il fatto che diventi incredibilmente buona. Io non sono nemmeno un amante del cavolfiore, forse è uno degli ortaggi che mi piace meno, ma trasformato così lo devo rivalutare. È una ricetta che mi ha proprio conquistata dalla prima volta che l'ho fatta e poi sono molto contenta di far conoscere anche fuori dalla Sicilia i nostri piatti tipici. Ne approfitto per salutarvi, grazie per aver guardato questo video così lungo, ma sapete ci tengo ad essere sempre molto chiara, nella speranza che voi possiate replicare queste buone ricette. Vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao a tutti da Valentina!